Raffaella Murgia, segretaria provinciale della UIL FPL. Il 23 cosa succede, Raffaella? Allora, siamo qui e il 23 celebreremo una giornata importantissima per la sanità nuorese, perché per la prima volta tutti i sindacati CGIL, CISL, UIL e anche i sindacati autonomi di tutte le professioni sanitarie si uniscono per chiedere un piano occupazionale straordinario. Chiaramente per poter effettuare questo è necessario che la Regione trasferisca le competenze alle ASL come avveniva prima dell'ATS. Paolo Fere è autista specializzato del San Francesco di Nuoro. Il 23 scendiamo in piazza, siamo riusciti a riunire tutte quelle che sono le sigle sindacali sia del comparto che della dirigenza medica, con gli amministratori locali, con tutte le associazioni di volontariato che da anni si battono per la sanità del nuorese. Scendiamo in piazza per chiedere il diritto alla salute del territorio, di tutto il territorio di Nuoro, che comprende Nuoro, Sorgono, Siniscola, Lanusei e tutti i paesi sprovvisti ad esempio di un medico di base o in certi casi anche del pediatra. Come prima istanza chiediamo che vengano istituite le linee guida che permettono la definizione dell'atto aziendale, che è quello che dà la capacità alle aziende di poter fare le assunzioni in base a quelle che sono le carenze di organico. Giovanna Chierroni, rappresentante della RSU. Allora, non stiamo a raccontare perché sono sotto gli occhi di tutti la crisi che stiamo affrontando, ci sta venendo negato il diritto alla salute, quindi noi oggi siamo qui per rivendicare l'approvazione delle linee guida fondamentali per la definizione dell'atto aziendale, siamo qui per chiedere un ridimensionamento del ruolo di Ares e la riassegnazione alle ASL delle competenze in materia assunzionale, quindi chiediamo i concorsi a Nuoro per Nuoro fatti a Nuoro. Tutti i sindaci del territorio, tutti i 52 sindaci del distretto dell'ASL sono tutti uniti in un'unica posizione e chiedono che si ritorni a una garanzia dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio dell'ASL di Nuoro e che si rimuova questo ostacolo allo sviluppo della macchina che deve rispondere ai bisogni di salute della popolazione, che si chiama Ares, che prima è stata citata come una macchina elefantiaca peggio di ATS, anche se ci hanno promesso il contrario. In realtà Ares, a questo punto dobbiamo sospettare che ci sia un interesse a tenerla così, che ci sia un interesse a non emanare le linee guida aziendali, che si ha quindi un interesse a far sì che non ci siano gli atti aziendali, così Ares può comandare, può fare quello che vuole.